Passare a setaccio una mole così ingente di negativi appartenenti al secolo scorso per attribuire a ciascuno una descrizione che lo rappresenti in modo corretto non è certo un'impresa facile. Al cantiere Giacomelli della Bissuola c'è chi se ne sta occupando con grande impegno, immergendosi negli spicchi di storie evocati da serie remote di immagini, come quelle che ritraggono gli artisti accorsi alla Mostra del Cinema di Venezia. Ciao, sono Francesco e sono l'operatore incaricato per la catalogazione di 85.000 pellicole del Fondo Giacomelli previste dal PNRR. Il mio compito è quello di effettuare quell'operazione che chiamiamo catalogazione speditiva, ovvero un lavoro complesso perché prevede sostanzialmente l'individuazione delle caratteristiche che ha ogni fotografia, ovvero l'anno in cui è stata prodotta, la committenza, che nel caso di Giacomelli è molto vasta, e gli aspetti proprio fotografici da cui si possono estrapolare informazioni per descrivere la fotografia, quindi dare sostanzialmente un titolo. La committenza del Giacomelli è vasta, per cui troviamo ad esempio foto di cantieri, foto di industrie, enti pubblici, privati o, come nel caso della Mostra del Cinema, appunto eventi storici dove appunto possiamo vedere anche personaggi dello spettacolo. Stiamo trattando una scatola in cui sono presenti gli acetati che mostrano la Mostra del Cinema del 1958 e in questo caso, come è possibile vedere, abbiamo qui Sophia Loren. Ovviamente nelle altre scatole abbiamo altri personaggi della Mostra del Cinema di altre annate, come ad esempio Paul Newman, Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini.